Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. Il Friuli Venezia Giulia è la terza regione a completare la prima dose e il richiamo dei vaccini anti-Covid, preceduta solo da Emilia Romagna e Valle d'Aosta. Non è ancora partita invece la vaccinazione degli over 80. Nel bel mezzo della crisi di governo stiamo attraversando una delle fasi più critiche della pandemia. Da un lato l'inevitabile rallentamento della campagna vaccinale, segnata da continue revisioni al ribasso delle forniture, dall'altro i primi segnali di aumento della circolazione del virus. Questo il quadro tracciato dalla Fondazione Gimbe nell'ultimo monitoraggio. Di fatto, una volta esauriti gli effetti del decreto Natale, spiega il presidente Nino Cartabellotta, si arresta la discesa dei nuovi casi settimanali e in alcune regioni si nota un'inversione di tendenza. In Friuli Venezia Giulia, nella settimana compresa tra il 27 gennaio e il 2 febbraio, risultano in peggioramento gli indicatori relativi a casi testati per 100.000 abitanti, 1.239, e il rapporto positivi casi testati pari al 19,8%. La nostra, inoltre, è tra le 4 regioni nelle quali risultano sopra la soglia di saturazione i posti letto sia in area medica, 45%, che nelle terapie intensive, 35%. Sul fronte delle vaccinazioni, il Friuli Venezia Giulia è terza tra le regioni, dopo Emilia Romagna e Valle d'Aosta, per percentuale di popolazione che ha completato il ciclo, ovvero prima dose e richiamo. Sono l'1,63% contro la media nazionale dell'1,36%. La Fondazione Gimbe evidenzia come continuino a persistere rilevanti differenze tra regioni. La percentuale va dall'1,89% dell'Emilia Romagna allo 0,80% della Calabria. Sulla base di quanto annunciato durante il vertice tra governo, regioni e commissario per l'emergenza di ieri, le forniture di antidoti al Covid previste per il primo trimestre del 2021 sono di 7 milioni e mezzo di dosi della Pfizer-BioNTech, 1,3 di Moderna e 5,3 di AstraZeneca, complessivamente 14,7 milioni di dosi che, sottolinea la Fondazione Gimbe, permetterebbero di completare il ciclo vaccinale di 7,3 milioni di persone, circa il 12% della popolazione. Per quanto riguarda le dosi di vaccino somministrate per categorie in Friuli Venezia Giulia, il 72% sono operatori sanitari, l'11% ospiti delle case di riposo, il 17% personale non sanitario. Non è ancora partita la vaccinazione degli over 80. E con tutta probabilità a fine mese sarà possibile effettuare i test rapidi per il Covid anche in farmacia, spendendo al massimo 26 euro. Per i vaccini invece si dovrà attendere la terza fase della campagna vaccinale. Lotteria degli scontrini, dal farmacista si può tentare la fortuna, ma rinunciando alle detrazioni fiscali. Verso fine febbraio ci si potrà recare nelle farmacie friulane per effettuare un test anti-Covid. Lo afferma il presidente di Federfarma Pordenone, Francesco Innocente, per il quale serviranno almeno una quindicina di giorni per attrezzare gli esercizi, come prevede l'accordo sottoscritto con la Regione. Con l'accordo in mano prevede tutta una serie di passaggi che sono quelli di attrezzare la farmacia, quindi decidere intanto se si vuole partecipare o meno, perché ovviamente non è obbligatoria, ma il partecipare comporta una serie di adempimenti, quindi di preparazioni prima della farmacia, del modo in cui il dato deve essere gestito, e poi bisogna individuare chi farà il tampone. Lo potrà fare da subito un infermiere, ma la prospettiva è che possa in seguito essere anche il farmacista stesso abilitato a farlo, però c'è un percorso che bisogna fare di formazione assolutamente indispensabile. Parliamo esclusivamente del tampone rapido, che potrà chiunque venire a richiedere fare in farmacia, e avrà un costo al massimo di 26 euro e a carico completamente dell'utente. Per l'attivazione richiederanno comunque, io penso, almeno una quindicina di giorni. Verso fine mese dovremmo essere pronti. Per quanto riguarda i vaccini anti-Covid, le farmacie sono disponibili a mettersi al servizio del sistema sanitario, ma la somministrazione potrà essere avviata probabilmente nella terza fase della campagna vaccinale, che interesserà la maggior parte della popolazione. Infine, Innocente ricorda che nelle farmacie è possibile partecipare alla lotteria degli scontrini, ma se si vuole tentare la fortuna si deve rinunciare alle detrazioni fiscali.
Passiamo al consueto report sul coronavirus. Oggi in Friuli Venezia Giulia, che il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha reinserito tra le zone rosso scuro assieme alla provincia di Bolzano, su 3.902 tamponi molecolari sono stati rilevati 252 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,45%, in salita rispetto al 5,86% di ieri. Sono inoltre 1.881 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 103 casi pari al 5,47%. I decessi registrati sono 16, ai quali se ne aggiungono altri 3 pregressi relativi a fine gennaio. 3 i decessi registrati in Friuli Occidentale. I ricoveri nelle terapie intensive salgono a 64, mentre quelli in altri reparti scendono a 550. Veniamo alla politica. Domani la delegazione di Fratelli d'Italia, della quale farà parte anche il presidente del gruppo in Senato, Luca Ciriani, incontrerà Mario Draghi per ascoltare le sue proposte. In merito all'appello di Giuseppe Conte a dare vita a un governo politico, Ciriani fa notare la difficoltà anche per Draghi di tenere insieme una maggioranza eterogenea. Domani alle 15 la delegazione di Fratelli d'Italia, composta da Giorgia Meloni, il presidente del gruppo al Senato, Luca Ciriani, e quello del gruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, si incontreranno con il presidente incaricato Mario Draghi. Un incontro che, spiega il senatore friulano, sarà soprattutto improntato all'ascolto delle proposte dell'ex presidente della BCE, anche se per Fratelli d'Italia la strada maestra resta quella delle urne. Dopo il disastro e il fallimento del governo Conte, per noi la strada maestra rimane quella del voto. Non abbiamo nessun pregiudizio nei confronti di Mario Draghi, ma riteniamo che solo dalle elezioni possa nascere un governo forte e coeso in grado di governare il Paese. Nemmeno Mario Draghi è in grado di governare una maggioranza così diversa e così eterogenea. Neppure il più bravo può guidare un'automobile in cui mancano le gomme e in cui non c'è il volante. In merito all'appello di Giuseppe Conte per la formazione di un governo politico, Ciriani punta l'attenzione sulla difficoltà di fare sintesi di proposte politiche molto distanti tra loro. Ogni governo non può essere che un governo politico, non esistono i governi tecnici, perché ogni governo poi sarà chiamato a fare delle scelte e noi vogliamo sapere se le scelte che farà il governo di Mario Draghi saranno quelle del PD o quelli di pezzi del centrodestra. Al netto del rispetto che abbiamo per la figura di Mario Draghi, riteniamo che l'Italia sia una democrazia matura e quando un Parlamento non è in grado di esprimere una maggioranza coesa, la parola torna agli elettori. Passiamo alla cronaca. Questa mattina, verso le 7, i vigili del fuoco di Pordenone di San Vito al Tagliamento sono intervenuti a Pravis Domini per spegnere un incendio divampato durante la notte di un silo di segatura di un mobilificio della zona industriale in Viale Europa Unita. Sul posto sono giunte 3 autobotti e i pompieri hanno messo sotto controllo le fiamme, raffreddando la struttura metallica alta 15 metri ed effettuando lo smassamento. Le operazioni hanno impegnato una decina di pompieri. Voltiamo pagina, le auto elettriche sono sempre più diffuse e Pordenone ha attivato le prime 2 colonnine di ricarica in città. A primavera le colonnine saranno attivate anche a San Vito al Tagliamento. Il Friuli Occidentale punta sulle auto elettriche. Sono state attivate a Pordenone, in via Prasecco e in via Mendola, vicino al Palasport Crisafulli, le prime 2 colonnine per la ricarica delle auto elettriche e nel prossimo futuro ne saranno attivate altre 17 distribuite nei quartieri, in centro e nei punti chiavi quali strutture sanitarie e impianti sportivi. Ad accendere le prime 2 colonnine sono stati il sindaco Alessandro Ciriani e l'assessore alla mobilità urbanistica Cristina Mirante. È un modo per fare politica ambientale, commenta Ciriani, per dare un servizio a chi ne ha bisogno e per attrezzare la città in vista di una prossima maggiore diffusione delle auto elettriche. Stiamo incentivando, gli fa eco a Mirante, la sostituzione del parco veicoli da parte dei privati, favorendo la tecnologia elettrica. Le altre stazioni di ricarica sono state installate in via Molinare, al parcheggio della Fiera, al parcheggio Marcolini e nelle vie delle Grazie, Maggiore, dello Stadio, Fontane, Beata Domicilla, Fratelli Bandiera, Brusafiera, Generale Cantore. Saranno interessate infine via Oberdan, vicino al parcheggio della stazione dei bus, e via al Riotto, vicino al parcheggio dell'ospedale. E anche San Vito al Tagliamento scommette sulla mobilità elettrica. In collaborazione con la società B-Charge, il comune attiverà presto una rete per la ricarica dei veicoli elettrici con 4 stazioni e 8 punti di ricarica. Il progetto prende avvio grazie al protocollo d'intesa tra le parti, nel quale si sancisce la partnership tra l'ente locale e il soggetto privato per la concessione, valida per 8 anni, rinnovabile per altri 4, di suolo pubblico su cui realizzare e gestire i servizi di ricarica. Le postazioni, aperte 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, troveranno posto nelle vie dei Cipressi, a Madonna di Rosa, Savorgnano nel parcheggio
Tomè, stazione Francesco d'Assisi, e saranno attivate tra fine marzo e i primi di aprile. Chiudiamo con San Vito al Tagliamento. Friuloves Banca ha donato un'automobile che sarà al servizio dell'hospice della città. Un'auto in dono per proseguire le meritorie attività domiciliari delle cure palliative. Il veicolo è stato consegnato dal presidente di Friuloves Banca Lino Mian e dal direttore generale Giuseppe Sartori alla direttrice dell'hospice Marianna Conte. È la sesta macchina che viene donata, è un aiuto fondamentale per il nostro hospice e soprattutto in un momento così complicato il dono assume un valore ancora più grande. Ringraziamo Friulovest e anche Credima per accompagnarci sempre e sostenere sempre tutte le nostre attività. L'Istituto di Credito Cooperativo in passato ha più volte sostenuto l'attività del reparto con speciali ecografi e infusori e con numerosi PC portatili di ultima generazione utilizzati dai professionisti direttamente nelle case dei pazienti. Friulovest è realmente community oriented, cioè è una banca che a me piace molto perché promuove salute per i tanti ragionamenti che spesso abbiamo anche già fatto, ma dall'altra parte ha questa particolare predilezione della strada giusta da perseguire verso una risposta che sia trasversale, rivolta comunque alla prossimità territoriale. Perché dico questo? Perché l'automobile a cosa serve? Serve proprio nell'ambito della rete delle cure, che sono cure intermedie e palliative e hospice, per andare al domicilio della persona. Il sostegno del privato viene visto come elemento imprescindibile dalle istituzioni locali. Noi siamo in presenza di una banca del territorio che opera e quindi svolge anche delle attività per il territorio, e tra queste anche quelle rivolte a quelle che possono essere realtà di particolare intensità solidale. Significa che una banca del territorio coglie l'indirizzo di solidarietà che da questo territorio si emana e lo intercetta e collabora insieme a questo. Friulovest che vuole essere sempre più riferimento per la propria comunità. Ci siamo perché è nel nostro DNA aiutare le comunità quando hanno bisogno, e questo è stato un anno difficile anche per la nostra provincia e noi abbiamo fatto diversi interventi mirati proprio a sostituire quelle istituzioni pubbliche che non riescono per vari motivi ad essere vicine alle persone. Il nostro telegiornale termina qui, l'appuntamento è per domani sempre alle 20:45. Vi lascio in compagnia di Economai FVG condotto da Alfonso Di Leva. Grazie di essere stati con noi, buona serata.